Don Gerlando Re in una manifestazione che organizzerete a Santa Elisabetta. Tra le figure del Novecento che certamente dobbiamo ricordare è Don Gerlando Re di Ciangiana, che è morto nel lontano 1949. Tuttavia la sua figura, la sua personalità, il suo ministero sacerdotale è sempre vivo e attuale, perché lui operò con i giovani realizzando un oratorio apposito, fu un prete sociale a favore dei minatori che in quel periodo a Ciangiana si trovavano in condizioni pietose, fu un innamorato della Madonna e dell'Eucaristia. Don Gerlando Re purtroppo fu assassinato nel giorno del Corpus Domini. Mentre si stava preparando per andare alla celebrazione, davanti a casa sua ci fu un duplice omicidio. Lui avvertì il dovere di intervenire per assistere questi malcapitati e il malvivente ritornò indietro e gli disse: se tu li assisti, li aiuti, io ti uccido. E così questo giovane che aveva 33 anni appena si trovò tra un'arma puntata e il dovere di svolgere il suo ministero. Lui preferì di svolgere questo suo ministero e fu ucciso. In un periodo in cui viviamo una profonda crisi di valori e anche una mancata attenzione vera, reale alle problematiche dei giovani, ricordare Don Gerlando Re significa avere attenzione particolare verso i giovani, significa sposare i problemi reali della famiglia che oggi si trovano in condizione di difficoltà e poi, perché no, avere uno slancio in una prospettiva positiva nella nostra società.